1, 2, 3. Ah, che c'erano tutti? Ah, non vi piace un grande fratello, vero? Però non vi sediate. Come me ne sciammiano da fare scuola. Signora, io non la conosco, lei non mi conosce, i cani non mi conoscono. Cuccamene. Ne cuccamo. Astutiamo magari la luce. Mi immagino se c'era tu a stura. Io era messo un do spico do letto, che appena mi muoveva, cascava a testa sotto per all'aria. Io Aida senteva che si furiava, si arremenava, si furiava, si arremenava, si furiava, si arremenava. Arrivato a un certo punto, visto che non succedeva niente, a domani non c'ho la luce, ma tu pure mi fece sentire, bello, ma come sono combinato? Che io picciore, io non la conosco, lei non mi conosce e i cani non mi conoscono, ma perché non mi fa una bella... Ah! Se mangi, e che vuole? Forse ci aveva mangiato ciume, la erattare. Dice no, 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 perché non mi fa una bella... Che facciamo? Aiutiamo? Perché non mi fa una bella festa? Ah, Tariaci, signora, ma chi è scema? Ma se io non la conosco, lei non mi conosce e i cani non mi conoscono, a sta festa, acqua mammidare! In un palazzo di Palermo, al 10° piano, si ottura il bagno. È un problema, al 10° piano. Chiamano una ditta esperta e monta una pompa. Tira a vuoto. Signora, non tira niente. Ora montiamo una pompa più grossa, vedremo che succede. Montano una pompa più grossa. Niente. Signora, montiamo la pompa più grossa che abbiamo. Su spanna con chissà, non potremo fare niente. Montano la pompa più grossa che hanno. Che spanno! Uvir. Non ne capirei come un sogno. Spanno, vattaliano, un biccerino, un bambino. Chi dura la ditta dice, scusi, a te ma chi ci fai? Lo piccino, ma che ne sa, ci stava cacando al 1° piano. Non sopporta il fatto che tu possa stare lì, sdraiato su quel divano, a vedere una partita. E te lo dice, ti avvicina e ti dice, ma è normale? Che cosa? Cioè vedere 22 cretini che mutande che assecutano un pallone. Vedi che deduzione tremenda. Il calcio è una delle cose più belle. Allora ti comincia a dire, ma allora fai qualche altra cosa, ma vediti qualche altro sport, non essere monotono come tutti gli uomini. Guardati, che ne so, ti puoi vedere per esempio l'automobilismo. Ora, la Formula 1, c'è a cui piace, ma a me... Sinceramente sono rimasto scioccato, forse perché mio padre con i miei zii, quando c'era la Formula 1, il Gran Premio, mangiavano di domenica in estate, mangiavano come i pazzi, la Formula 1, il Gran Premio, correvano come si mettevano davanti alla televisione nel giaciaio, passavano 10 minuti. E te la dice, mica, ma allora proprio sono appassionati. Ma perché si vicino di questo non ce ne fotte niente? Capo lo pilota correva, cioè io rischio la vita, poi non me ne fotte niente. E allora io ho detto no, l'automobilismo no. Cioè allora perché non ti vedi, che ne so, vediti il ciclismo. Il ciclismo. Io, quando vedo il Giro d'Italia solo a posto mio, mi viene a mio ciatone, a chi si capita, ma fottetene, oppure vatti a vedere, che ne so, vatti a vedere il tennis. Il tennis, avete mai visto una partita di tennis dal vivo, seduto in tribuna? 3 ore così,
tornava a casa e arrivava uno, perché il capoicchetto non zittava la bocca, cioè era un continuo, era una cosa pesante.